Parla, tifosi dell'Azzurra. È sempre un piacere essere qui con voi e portarvi le ultime novità sul nostro amato club. Come sapete, siamo sempre alla ricerca del miglioramento per ottenere i migliori risultati sul campo. Prima di iniziare, non dimenticate di mettere mi piace, condividere questo video con altri tifosi e iscrivervi al canale per non perdere nessun aggiornamento sul Napoli. Oggi vi porto una notizia che sta scuotendo il mondo del calcio italiano, l'interesse del Napoli per il talentuoso difensore Alessandro Buongiorno. Attualmente al Buongiorno si è distinto come uno dei migliori difensori del campionato, guadagnandosi riconoscimenti per le sue solide prestazioni nel corso degli anni. Nonostante il suo impegno con il Torino, il giocatore è nel radar di diverse squadre, tra cui anche il Napoli guidato dal nostro presidente Aurelio De Laurentiis. Il Napoli ha già tentato di ingaggiare Buongiorno in più occasioni, ma senza successo. Ora si presenta di nuovo l'opportunità di portarlo nella nostra squadra, ma non siamo soli in questa disputa. Anche il Milan ha mostrato grande interesse per il giocatore. Secondo Paolo Bargigia, specialista di calciomercato, il presidente del Torino Urbano Cairo valuterebbe Buongiorno ben 40 milioni di euro, facendo capire che non accetterà di meno per il suo talento. Ehi, tifosi del Partenopeo! Cosa ne pensate di questo possibile acquisto di Alessandro Buongiorno? Potrebbe essere lui il tassello mancante per rafforzare ancora di più la nostra difesa. Lasciate le vostre opinioni nei commenti qui sotto e discutiamo insieme del futuro del Napoli. Non dimenticate di lasciare un mi piace se la novità vi è piaciuta e di iscrivervi al canale per non perdere nessun aggiornamento. Alla prossima e forza Napoli sempre!